Nonostante un tempo incerto, non si arresta il flusso di visitatori alla 41esima mostra scambio del CRAME, il Club Romagnolo Automoto d'Epoca, quindi taglia il traguardo di slancio delle 40 edizioni con questa edizione numero 1, Presidente Brusa, dopo i 40 anni. Certo, partiamo da, non dico che abbiamo azzerato perché non andremo avanti, anche perché lo dimostro con i capelli bianchi. 41esima edizione fa pensare, siamo con lo stesso spirito di 40 anni fa, quando partì così in sordina, e ci tengo ancora a ripetere, la prima mostra scambi che si è svolta in Italia. Qualcosa era apparso in America, e però adesso è scoppiato il boom e quindi addirittura tutte le strutture fieristiche si prodigano per mostre di questo genere e noi siamo orgogliosi di averlo fatto. Le dico anche questo nel giornale stamattina nel Carlino, lo dico anche al proprietario del Carlino, che è importante perché uno che metta Crame, basta la parola, ricalca una vecchia pubblicità dei nostri anni da ragazzino. Abbiamo dovuto affrontare un momento difficile e quindi siamo stati sottoposti a tutte le norme antiterrorismo e quindi ho la responsabilità di tutta l'organizzazione, compreso l'evacuazione, il concerto di evacuazione, perché se capita dovesse mai qualcosa, per il pubblico e anche per gli addetti avete visto che abbiamo messo su i dissuasori, i metal detector, polizia abbastanza in sordina ma è presente, e poi soprattutto si è attivato anche la sala monitor con la polizia lì pronta, se capita qualcosa chiama il cellulare, io corro al posto microfonico e dare subito delle comunicazioni al pubblico. Quindi è tutta una cosa programmata che non deve capitare, però abbiamo dovuto affrontarla. Quindi anche sul versante sicurezza, diciamo, sono stati fatti i passi necessari in questo periodo difficile proprio e di massima attenzione. Lei ha citato gli inizi di questa avventura grandiosa con una mostra che ricordava le nonne. Le nonne sarebbero diciamo le auto e le moto d'epoca. Queste nonne sono quanto mai arzille, mi sembra. Sì, le nonne sono là pronte a aspettare, sono stese 5 da una parte, 5 dall'altra, tutti stendisti, e lì spesso si trovano dei pezzi particolari perché anche se esiste internet lì si trova qualcosa che è rimasto nelle cantine o nella dimenticanza di qualche magazzino. Un serpentone quindi di 10 km raddoppia il tracciato dell'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola con gli stand ancora una volta che hanno occupato tutte le piazzole e quest'anno l'Europa è ben rappresentata, ma ci sono anche degli espositori importanti anche in arrivo fuori dall'Europa, ad esempio dal Giappone. Benissimo, i giapponesi, a parte addirittura 2 giornalisti giapponesi che noi li rispettiamo ben volentieri perché Imola approda anche in Giappone grazie a loro e poi vengono, usufruiscono dell'ospitalità per essere al nostro stand della piadina romagnola con i famosi ciccioli e quindi i giapponesi vanno matti, quindi un richiamo anche dell'enogastronomia romagnola e quindi questo tutto fa richiamo. Importante anche che è vero, questi 2 espositori giapponesi sono quelli che tutto sommato si identificano come espositori, ma a volte sono più quelli a comprare che vendere il materiale che hanno. Quando il Crame ha cominciato a crescere e la mostra scambio è diventata grande e molto frequentata, il Club Romagnolo Automoto d'Epoca si è sempre ricordato di chi sta peggio. Noi anche quest'anno continueremo a devolvere in beneficenza e devo dire siamo partiti negli anni 90, avanti, abbiamo festeggiato nel 2014 i 500.000 euro, cioè il miliardo di vecchie lire, e siamo arrivati l'anno scorso a 535.000 euro e quest'anno una ventina di mila euro di nuovo a disposizione che più che beneficenza è esattamente al servizio di chi presta lavoro in occasione della mostra scambio, perché occupiamo circa 200 persone per organizzare una massa di estensione come è l'autodromo di Imola, e quindi abbiamo bisogno di personale, gente che si presenta, lavora per la propria associazione e noi invece di pagare direttamente gli interessati per la loro prestazione la devolviamo alla loro associazione.
Una cosa importante, al di fuori di questo siamo stati sensibili per tutti i terremoti, il 2009, poi il 2012 sull'Emilia Romagna e poi siamo arrivati purtroppo adesso con le Marche, l'Abruzzo e il Lazio. E già l'anno scorso con aggancio con il sindaco di Ussita e si è creata un'amicizia. L'anno scorso abbiamo 5.000 euro e c'è una promessa di continuare in questa impostazione e quindi si ripeterà nel tempo per concludere forse già quest'altro anno un avvicinamento ancora migliore con un raduno che va dalla Romagna alle Marche. Infine, Presidente Brusa, vorremmo ricordare anche che le attività del Crame non si esauriscono certamente con la mostra scambio. Per i propri soci il Crame organizza un ricco programma anche invernale, perché nella sede che avete inaugurato pochi anni fa c'è una sala idonea per ospitare grandi personaggi. Ricordiamo quest'anno la presenza di Agostini, Gresini, sempre legati al mondo della moto, eccetera. E una cosa in più, naturalmente, anche la grande collaborazione con quello che in questo momento è sopra le nostre teste, ovvero il Museo Checco Costa, che ospita in questo momento grandi pezzi di auto e moto storiche che hanno fatto la storia dell'autodromo proprio grazie al Crame. Partirei proprio di lì perché già a gennaio si è presentato un'occasione ottima di un'esposizione per ricordare gli anni della Formula 1 a Imola, quindi il tema era 1963-2006, li abbiamo divisi in due tempi, con la presenza di vetture da Formula 1 e ripetute invece il 3 maggio, sempre al museo qui di Checco Costa, con ulteriore vetture di Formula 1 e addirittura con la presentazione di un libro oltre i 110 anni dell'Alfa Romeo. Non è finita qui perché proprio ieri mi hanno chiamato, mi hanno detto che Folghieri ha appena stampato un nuovo libro, è già venuto qui alla sede del Crame e lanceremo in quell'occasione questa presentazione del libro di Folghieri, che è stato il grande ingegnere tecnico della Ferrari. Come serate culturali è chiaro che sono dal 1975, credo che si possano vedere nel nostro sito, sono oltre 90 serate dove sono passate campioni come Clay Ragazzoni, Mendoni, mi sfuggono altri nomi, e piloti ancora in vita, quindi come il buon Agostini, che è già 2 volte che è ospite della nostra sede del Crame. Sindaco Banca, l'Autodromo Enzo Edino Ferrari torna ad essere il teatro della mostra scambio organizzata dal Crame, 41esima edizione. Sì, è un evento che ormai lega il nome di Imola al nome di una delle mostre più importanti del nostro paese, tanta gente, tanti appassionati. Ci piace rappresentare l'autodromo anche in questo contesto, un autodromo sempre di più piattaforma internazionale per gli eventi. E quando parliamo di Crame parliamo di un evento che porta ad Imola migliaia e migliaia di persone e che diventa sempre ogni anno una festa, un'occasione di incontro, un'occasione di relazione con le migliaia di espositori che sono qui e che occupano l'intero anello dell'Autodromo Enzo Edino Ferrari. Un orgoglio imolese, insomma. Io sono stato uno dei primi che sono venuti a questa mostra scambio, che nasce non all'autodromo, ma la prima piccola mostra era a casa di Benito Battilani, un amico storico, e da lì il primo proprio mostra scambio è stata fatta ai mercati ortofrutticoli qui di Imola. Ma lei era un bambino all'epoca, si parla di tanti anni fa ormai. Allora, io sono un figlio d'arte, come si usa dire. Mio papà aveva un'officina, che io l'ho sempre considerato il ragazzo di bottega, anche se era grandicello, e praticamente con i primi avanzi dell'officina, nella famosa stanzina di dietro dove veniva riposto le cose che non andavano più e usate, sono venuto a questa manifestazione, perché noi avevamo un'officina e questo era l'hobby di mio papà, che poi me l'ha trasferita a me. Pianin pianino poi siamo cresciuti, che è diventata una professione ormai da molti anni. Che cosa trova di speciale qui alla mostra scambio? È un'atmosfera diversa rispetto a tutte le altre mostre che ci sono
diciamo in Italia, cioè questo è proprio una posta che c'è un po' di tutto, c'è persone poco specializzate ma anche persone di qualità che hanno cose importanti, però c'è più una festa, diciamo, che è sempre stata in questo modo qui, questa manifestazione, ed è differente, come dicevo poc'anzi, a altre manifestazioni che si svolgono in Italia e anche all'estero. Siamo davanti allo stand di Pietro Granelli, un altro espositore storico della mostra Scambio. Da quanti anni viene a Imola? 40 anni che vengo a Imola, Da dove viene Granelli? Roseto di Parma. Come ha trovato l'atmosfera di quest'anno qui alla mostra di Imola? Sempre simpatica, abbiamo tanti amici e si fanno sempre quattro chiacchiere. Abbiamo cominciato 40 anni fa ed erano tanti anche gli espositori, gli appassionati di auto d'epoca. Abbiamo continuato per 40 anni a venire a Imola. Si fanno ancora affari? Beh, gli affari sono sempre buoni e cattivi, dipende da cosa si propone e cosa chiedono. È una malattia la nostra, non è che si faccia per fare gli affari, si sta in compagnia, si chiacchiera, si scambiano, perché più scambi perché anch'io sono appassionato di auto d'epoca e ho bisogno di pezzi che non trovo, vengo al mercato e li trovo.